Sarebbe questione ancora di qualche ora per riuscire ad individuare il pirata della strada che ha investito la quindicenne Angela Vignaga, fuggendo poi senza prestare soccorso. A dirlo il comandante di polizia locale Antonio Berto, che in coordinamento con le altre forze dell'ordine stanno completando di vagliare le decine di ore di immagini degli apparati di videosorveglianza della zona. Via Broggia, il tratto di strada dove la ragazza ha perso la vita, purtroppo è scoperto dalle telecamere, ma si stanno incrociando le informazioni, a partire dal materiale rimasto a terra sul luogo dell'incidente e le immagini di tutte le vie che portano sul luogo del sinistro. Un lavoro a cui ha contribuito tutta la frazione di Castello, gente comune, privati e cittadini che colpiti dalla tragedia vogliono conoscere la verità. Una grande tragedia, una tragedia immane che ha coinvolto questa famiglia, ma che coinvolge tutta la comunità, tutta la collettività. E vogliamo prima di tutto stringerci attorno al dolore dei familiari, dei parenti e degli amici. È una tragedia perché appunto coinvolge una giovane vita che appunto è spezzata, ma anche per questa fuga, per questa persona che è scappata dalle proprie responsabilità e che stiamo cercando. Le forze dell'ordine sono al lavoro appunto per individuare chi ha commesso questo fatto. L'appello del sindaco, anche attraverso i nostri microfoni al pirata responsabile affinché si costituisca, non ha purtroppo avuto ancora l'esito sperato. Si sospetta comunque sia una persona della zona. Nel frattempo è stata resa nota la data del funerale di Angela, venerdì 21 agosto nella chiesa di Castello di Arzignano alle ore 10. In segno di lutto e di dolore abbiamo deciso di annullare gli eventi che erano previsti per questa settimana, quindi era previsto domani sera a Castello proprio un concerto e quindi è stato annullato, così pure in accordo con la Confcommercio è stato annullato il mercoledì by night e così pure anche l'evento che avevamo di riapertura della Fontana Daphne dopo i lavori è stato deciso appunto di rimandare anche la serata appunto dove era prevista questa inaugurazione.